Allora, Mazzetti, il bilancio della criminalità delle nostre grandi città. Ma sicuramente questi che sono i delitti cosiddetti predatori sono delitti che hanno sempre dato un grosso senso di una grossa percezione perlomeno di insicurezza nei cittadini. Ci sono sempre stati e sono molto importanti. Si parlava prima del decreto, svuota o meno carceri, saranno i cosiddetti reati minori, probabilmente, ci auguriamo di no, ma si teme che abbiano una ricaduta proprio su questo tipo di reati, cosiddetti reati predatori, in un momento in cui, ci ricordiamo, c'è un disagio sociale dettato dalla crisi, quindi sempre più avanzata, che crea un allarmismo non da trascurare. Cosa si può fare per garantire? Ma innanzitutto, come si diceva prima, servono risorse, noi ci rendiamo conto, serve forse un'inversione di tendenza, un'inversione di cultura. La sicurezza deve essere considerata non come uno spreco da tagliare, ma forse come un investimento, una precondizione necessaria per lo sviluppo e la democrazia di qualsiasi paese. Poi noi dell'UGL da tempo abbiamo lanciato e stiamo lanciando un'iniziativa perché ci rendiamo conto quindi della carenza di risorse e dell'importanza che queste hanno. Si parla sempre più di sicurezza partecipata, dove si chiede quindi agli enti locali, ai comuni, alle province, alle regioni di fare la loro parte. Noi abbiamo avanzato a una proposta che va in questo senso, che si spinge un po' oltre e chiede anche un aiuto ai cittadini. Noi non riusciamo a comprendere come i cittadini che volessero in parte devolvere parte del loro 8 per 1000 nella dichiarazione dei redditi non lo possono fare in favore delle forze dell'ordine. Io penso che fare una modifica, apportare una modifica normativa che consenta ai cittadini o l'8 per 1000 o il 5 per 1000 di devolverlo a favore delle forze dell'ordine per vedere magari qualche volante in più nelle proprie città, io penso che potrebbe essere un'iniziativa. Certo, ci vuole anche una presa d'atto che obiettivamente le cose così come stanno non si possono più portare avanti. Questa proposta non è male, io vorrei sapere PD e poi PDL cosa pensano di questa 8 per 1000 per la sicurezza. Beh, non è una cattiva idea, l'idea di una partecipazione diretta dei cittadini, ovviamente tutto va ricondotto dentro il controllo poi dello Stato, non è che uno può farsi da solo la sua volante, però non è affatto una cattiva idea, ci si può pensare. Chiariamo che è una parte delle tasse già pagate e non sarebbe una tassa aggiuntiva, perché sennò poi la gente si spaventa. Per carità è percorribile, ma io mi accontenterei intanto di rendere rapida ed effettiva l'utilizzazione degli ingenti fondi sequestrati alla criminalità organizzata. Che abbiamo presentato a tutti i gruppi parlamentari. È vero, parlamentari. Mazzetti, questo che dice il suo collega Romano? Assolutamente sì, sicuramente andrebbe rivisto. Cioè andrebbero usati gli edifici pubblici che sono già disponibili, guardi, no? Qui torniamo al discorso della sicurezza partecipata. O anche quelli sequestrati alla criminalità organizzata. Andrebbero sicuramente utilizzati edifici pubblici, va chiesto il contributo di tutta la società al sistema sicurezza, penso ad esempio ai porti, agli aeroporti che hanno comunque un flusso immane di viaggiatori e quindi ai quali è assicurata costantemente, quotidianamente, 24 ore su 24 la loro sicurezza. E così io condivido quello che aveva detto anche l'onorevole Fiano, che ci potrebbero essere problematiche per quanto attiene alle manifestazioni, quindi, però non ci dimentichiamo che solo nell'arco del 2012 ci sono state oltre 11.000 manifestazioni. 11.000 manifestazioni, un diritto costituzionale sacrosanto, vuol dire comunque un dispiego di migliaia di operatori. Il nostro tempo è scaduto, io voglio chiedere solo a Fiano al volo una cosa, si impegna sui braccialetti elettronici? Ho visto che lei era molto sensibile perché 20 milioni spesi, ne funzionano 3, Gasparri. Francamente diamo un messaggio al pubblico. Rinnoveremo le interrogazioni che abbiamo fatto già nella Vigiliamo anche sul decreto affinché ci sia la certezza che chi compie reati gravi resti in carcere e che quindi alcune misure non siano applicate in maniera e il 5 per dissennata. 1000. Bene, sono tutte proposte in campo, torneremo a parlarne dunque a TG5.notte. Io ringrazio tutti gli ospiti, grazie a Susanna Galeazzi che ci ha accompagnato in questa serata, devo dire molto interessante. Adesso le stelle, il nostro appuntamento e poi il telegiornale della notte. Grazie e buona serata.